Il trolley più grande della manina che lo spinge. L'emozione di trovarsi per la prima volta davanti al cancello della scuola ancora chiuso e già cominciano i primi consigli per il mattino successivo. Sai che domani ti svegli presto, eh? Suona la campanella, finalmente si aprono i cancelli, con mamme, papà e nonni tutti in coda ad accompagnare i bimbi di prima elementare emozionatissimi nel loro primo giorno di scuola, anticipato di 24 ore rispetto al 13 settembre in alcuni plessi di Venezia. Come per esempio la Calvi a Venezia che ha aperto i battenti, peraltro apertura impreziosita dal fatto che era 2 anni che non vedeva il sorgere di una prima a Venezia. E quindi parliamo di tanti ragazzi, tanti bambini che hanno varcato le soglie degli istituti scolastici, parliamo di circa 9.300 bimbi alle primarie e un totale di 30.000 dalle primarie fino alle superiori. Numeri importanti che fanno i conti con il tema della denatalità, i cui noti problemi a Venezia sono stati risolti in parte anche grazie all'accorpamento. Per esempio le medie Calvi che finalmente vedono una prima che parte di ben 20 bimbi a Venezia nell'istituto comprensivo Dante Alighieri. Nello stesso istituto salutiamo con ottimismo anche la sezione montessoriana alla Giudecca che parte una primaria che non vedeva nascita da ben 2 annualità. Salutiamo con entusiasmo naturalmente anche la pluriclasse Vivarini a Sant'Erasmo, quest'anno sono 6 bimbi, uno in più dell'anno scorso. Tornando ai bimbi di prima elementare, per molti di loro l'accoglienza a scuola è stata di quelle indimenticabili. Il valore e il significato che ha la partenza di una prima elementare in una primaria della città, di qualunque città, è sicuramente fondamentale. Lacrime di pura gioia alla radice di Mestre, con i canti e gli applausi dei bambini più grandi per i remigini.